ordinanze, sale la tensione, il ministro Boccia, le regioni si assumeranno la responsabilità di un aumento dei contagi, Zaia, il governo ha l'obbligo di vigilare, se le nostre misure non vanno le può impugnare. Al grido di Risorgiamo l'Italia, questa sera il flash mob tra baristi e ristoratori in tutta Italia, centinaia di adesioni nella nostra regione. Lettera di Confartigianato Veneto ai prefetti delle 7 province, preoccupanti segnali di un aumento della tensione sociale tra i soci, scrive la categoria. Chiedono di essere coinvolti direttamente nella gestione della fase 2 perché sono coloro che meglio conoscono il proprio territorio. I comuni capoluogo del Veneto hanno chiesto di incontrare il Premier Conte. Fondamentale, oltre ai tamponi, anche i test sierologici. Le parole del professor Paluci permetteranno di capire la storia del virus, ma anche di conoscere gli anticorpi che possono guarirci. Paura stamane a Valdobbiadene, fiamme nel capannone della Valdo Spumanti, vigili del fuoco in azione per spegnere il rogo, un operaio intossicato. Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. La Guardia di Finanza di Vicenza smaschera 9 nuclei familiari, c'era chi aveva aperto un bar. Animali in libertà ai tempi del coronavirus, un video postato sui social riprende un cerbiato nella zona della Sacra Famiglia di Padova. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi avete sentito i titoli di oggi, ma cominciamo subito con un aggiornamento sui dati relativi all'andamento dell'epidemia, del contagio nel nostro territorio. Il primo dato che balza agli occhi è quello dei decessi, che purtroppo sono cresciuti perché tra ospedali e RSA oggi, cioè nelle ultime 24 ore, ci sono stati in Veneto 64 morti, 18 negli ospedali e 46 tra case di riposo e strutture extra ospedaliere. Nel dettaglio il numero di positivi è di 129 in queste ultime 24 ore in più, quindi rispetto a ieri. Attualmente positivi in Veneto sono 8.601 persone, in calo quindi rispetto a ieri, come in calo è il numero dei soggetti che sono in isolamento domiciliare, 7.886. In totale, dicevamo, i deceduti per l'epidemia da coronavirus dall'inizio quindi dell'epidemia in Veneto sono 1.408, 64 appunto nelle ultime 24 ore. Ma parliamo subito delle polemiche, perché all'indomani dell'ordinanza, della nuova ordinanza della regione, il governatore replica: nessuna revoca, se qualcuno vuole la impugni, e poi risponde al ministro Boccia: il governo ha il compito di vigilare. Sentiamo. È giusto spiegare che questa regione, fino a venerdì scorso, giorno dell'adozione della famosa ordinanza dell'asporto, per capirci, penso fosse venerdì o giovedì scorso, noi abbiamo applicato sempre i DPCM in maniera restrittiva. Nel punto stampa quotidiano il presidente Zaia mette nuovamente a tacere le polemiche nei confronti del Veneto, tutt'altro che irresponsabile. Non posso accettare che qualcuno dica che i veneti sono irresponsabili. I veneti sono persone per bene e penso che la nostra comunità lo abbia dimostrato in questa emergenza in maniera impeccabile. E non a caso il mondo intero guarda il comportamento dei veneti e cosa è accaduto in Veneto. Dall'altro è pur vero che nel momento in cui si vedono ovviamente necessità di dare delle risposte ai cittadini, penso che i veneti e soprattutto il loro rappresentante, cioè il sottoscritto, non si possa girare dall'altra parte. Penso che questo sia un grande segnale che si dà di attenzione, di fiducia e anche di solidarietà nei confronti dei veneti, che si sono fatti 2 mesi di quarantena senza batter ciglio. Il presidente risponde poi a precise accuse nei suoi confronti, aggiungendo che non esclude ulteriori modifiche all'ultima ordinanza. Fa sempre notizia quello che fa il Veneto. Voglio ricordarvi che sono le Marche, c'è l'Emilia Romagna, c'è la Liguria, c'è mezzo mondo, però ormai abbiamo capito che il problema in questo paese è il Veneto. Guardate, io sono concentrato sul Veneto, lasciateci in pace. I veneti hanno bisogno del loro governatore, punto. Ai veneti dico questo:
abbiamo fatto queste ordinanze, non escludo di farne anche qualcun altro di aggiustamento, perché abbiamo istanze che arrivano. Ai veneti cosa dico? Dico che ci sono, io le ordinanze le ho firmate e non le revoco, questo è poco ma sicuro. Se qualcuno ha la speranza che io revochi ordinanze, che sbaglia indirizzo. Se qualcuno è convinto che sono illegittime, le impugna. E dico ai veneti, fate attenzione, perché noi siamo sotto la lente di ingrandimento. Quindi cerchiamo di uscire con la mascherina, tutto a posto, perché troveranno sicuramente qualche scusa per dire che è l'assalto alla diligenza. Noi siamo persone per bene come veneti e non le facciamo ste robe. Alle forze dell'ordine, che ringrazio, a tutti coloro che controllano, che so che fanno un lavoro immane, chiedo, come si può dire, il buon senso del buon padre di famiglia, che è quello che in giurisprudenza non esiste una legge, ma si cita sempre, no? Il buon senso del buon padre di famiglia, che è quello dell'approccio di capire che, insomma, bisogna anche capire che se uno non ha la mascherina, gli dici guarda, torna a casa e recuperati una mascherina se lo trovi fuori in passeggiata. Non è che gli piazzi 400 euro di multa perché ti metti a fare il giurista e dici ma il DPCM e l'ordinanza, e capite che sennò diventa una guerra tra poveri. Nessuna revoca né modifica dunque, e alle dichiarazioni del ministro Boccia che, riferendosi alle regioni, ha detto chi sbaglia pagherà, il governatore risponde. E lui dice chi mette a repentaglio poi ne pagherà il conto. Ricordo che il governo ha l'obbligo della vigilanza, per cui se è convinto che qualcuno mette a repentaglio la salute dei cittadini e magari noi non ce ne siamo accorti, il governo ha l'obbligo di intervenire impugnando anche le ordinanze, ma lo fa per il Veneto, lo fa per la Toscana, per l'Emilia Romagna, per le Marche, per il Lazio, per il Piemonte, per la Liguria, per tutti quelli che hanno fatto, perché qua non si va a colore politico, si va a ordinanza. E ne abbiamo parlato più volte nel corso delle nostre lunghe dirette, c'è molto malcontento per quanto riguarda la fase 2, soprattutto per quelle categorie che sono costrette ad aspettare la riapertura sino al 1° di giugno. Questa sera al grido di Risorgiamo l'Italia ci sarà un flash mob tra baristi e ristoratori in tutta Italia, aderisce naturalmente anche la nostra regione. Vediamo la situazione a Padova. Illumineremo tutti i nostri locali, sto parlando di ristoranti, di pasticcerie, di bar, e ovviamente invito tutti a farlo. Questo succederà in tutta Italia. La nostra è una forma di, non mi piace chiamarla protesta, però vogliamo farci notare. La signora Patrizia è una delle centinaia di ristoratori e baristi padovani che questa sera aderirà all'iniziativa Rialzati Italia, un flash mob alle 9 di sera per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'apertura di bar e ristoranti al 1° di giugno. L'iniziativa nella città del Santa è stata rilanciata dall'associazione Padova Non Si Ferma, che in questi mesi ha cercato di portare la propria solidarietà alla città. Abbiamo chiuso dall'11 di marzo e siamo sempre rimasti chiusi. La fortuna, tra virgolette, è che abbiamo creato questa associazione Padova Non Si Ferma, che mi ha dato la possibilità di praticamente di liberare la mente da certi pensieri e fare solidarietà verso gli ospedali, perché avevamo tanta roba che poteva essere in scadenza nei prossimi mesi. Per baristi e ristoratori la situazione in questi mesi è complicata e la prospettiva di un'apertura a giugno non l'alleggerisce. La situazione, come tutti sappiamo, è drammatica e siamo arrivati veramente a un punto insostenibile, per cui la data del 1° giugno non la vediamo certo come un futuro, non la vediamo proprio. Se decidiamo di aprire a tutti la circolazione, ma non ci sono più i negozi e non ci sono più le aziende dove andare a comprare, perché le aziende stanno morendo, saremo liberi di andare a passeggiare, ma non saremo più liberi di comprare e di poter rivivere una nostra vita. Io credo che se tutti diciamo che bisogna convivere con il virus, io credo che tutti gli esercizi commerciali, i ristoranti, i bar siano a totale e completa disposizione su come bisogna fare e siamo preparati per poterlo fare, ma in questo momento è vietato poterlo fare.
Anche reinventarsi non è semplice per chi offre questo tipo di servizio alla cittadinanza. Abbiamo provato, cose che non facevamo prima, a fare il take away, a fare la consegna a domicilio, però oggettivamente è difficile. Nel caso mio, io sono un'enoteca, faccio cicchetteria e vino, è molto molto difficile, quindi reinventarsi bisognerebbe avere una bella idea, cosa che io francamente non ho in questo caso. Ecco, ritorniamo ancora sui dati di quello che è l'andamento dell'epidemia di coronavirus nel nostro territorio. Abbiamo visto i positivi, abbiamo visto i negativizzati e i decessi. Per quanto riguarda i ricoverati, come dicevamo nelle precedenti edizioni, abbiamo un calo. Siamo infatti a 1067 persone ricoverate negli ospedali del Veneto, con una diminuzione di 32 persone per quanto riguarda i ricoverati nei reparti ordinari di degenza, mentre per quanto riguarda le terapie intensive siamo a 120 ricoverati, con un calo di 3 unità rispetto appunto alle 24 ore precedenti, quindi si sta alleggerendo la pressione sugli ospedali del Veneto. Ma ritorniamo ora alla fase 2, perché chiedono di essere coinvolti direttamente nella gestione della fase della ripartenza, perché sono coloro che meglio conoscono il proprio territorio. I comuni capoluogo del Veneto hanno chiesto, attraverso il presidente dell'ANCI Mario Conte, di incontrare il presidente del Consiglio. Sentiamo. Chiediamo di poter gestire anche la fase 2. A nome di tutti i sindaci dei comuni capoluogo del Veneto è Mario Conte, primo cittadino di Treviso e presidente dell'ANCI regionale, a chiedere un incontro urgente al premier Giuseppe Conte per la gestione della fase 2. Dobbiamo portare le istanze dei nostri cittadini, dei veneti, del parrucchiere che si è incatenato, delle famiglie, al premier Conte, e fargli capire che in Veneto ci sono delle esigenze ben precise. I comuni veneti sono preoccupati per le modalità della fase di ripresa delle attività, che chiedono sia gestita con soluzioni su misura dei territori attraverso le istituzioni che più di altre hanno il polso della situazione, quindi comuni e regioni, di qui la richiesta di un incontro al Presidente del Consiglio. Vogliamo incontrare questo governo per fargli capire alcune cose. Punto primo: se tu chiedi e dai la possibilità alle famiglie di tornare a lavorare, speriamo più presto possibile, dall'altra parte devi considerare che queste famiglie hanno dei figli, e dove li metteranno se non in un asilo, nelle scuole, nei centri estivi? Ma se fino ad oggi tu non hai pensato a come poter organizzare questo servizio fondamentale alle famiglie, non ci preoccupi lo Stato, lo facciamo noi, ma ce lo dica. Altra questione sulla quale i sindaci di Treviso, Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Vicenza e Verona hanno idee e proposte per le proprie comunità è quella del lavoro. Non è più possibile ad aspettare. 35% delle attività della mia città è a rischio chiusura, e nella migliore delle ipotesi quelli che riapriranno tagliando il personale. Sono già decine di migliaia le persone che hanno perso un lavoro. Dobbiamo ancora continuare ad aspettare? Una lettera è stata inviata dalla Confartigianato del Veneto ai prefetti delle 7 province regionali, segnalando un aumento della tensione sociale. L'associazione rileva che la tensione è alimentata dalla diffusa percezione tra le migliaia di soci che, fermo restando la priorità inderogabile di protezione della salute, non si stiano adottando le scelte più idonee a limitare il drammatico danno economico che il Paese, le imprese e i singoli artigiani stanno subendo. Confartigianato chiede ai prefetti di farsi promotori di questo appello per intervenire con la massima urgenza affinché il governo adotti provvedimenti adeguati. Abbiamo finora arginato la tensione portando avanti la prospettiva prioritaria della salute, afferma il presidente Agostino Bonomo. Ora chiediamo l'avvio di una fase in cui chi opera in sicurezza lo possa fare immediatamente. E torniamo sulla nuova ordinanza della Regione. Oggi siamo andati in una delle piazze cuore del comune di Padova, dove abbiamo incontrato alcuni cittadini che sono usciti di casa dopo quasi 2 mesi. Vediamo. Da dove siete arrivati in bici? Da Brusegana.
È la prima volta che vi muovete? La prima volta dopo 2 mesi quasi, che non ci siamo mossi e abbiamo detto proviamo ad andare a fare un giro in bici. E che effetto le fa? Non so, come una rinascita, perché per noi venire in centro per me in particolare era abbastanza importante, era un momento di evasione. Ritorno nelle piazze dopo la quarantena, una boccata d'aria per i padovani che nel rispetto della nuova ordinanza regionale si muovono all'interno del comune. Da San Giovanni, qui vicino, spero vada bene anche perché ai supermercati hanno la verdura e la frutta carissima. Ero abituata a venire sempre qui e quindi mi sono azzardata un po' con la bici piano piano. Ordinato l'accesso al mercato di Piazza delle Erbe, regolato con un'unica entrata presidiata. È iniziato adesso, a dire il vero, forse anche la giornata non ha invitato all'uscita, però tutto sommato la gente si sta comportando bene, mantiene le distanze, porta pazienza e collaborativa. Ordinati anche gli spostamenti sotto il salone. Io vengo in bicicletta sempre dal lavoro e diciamo già anche ieri mattina c'era un po' più gente, non da creare grossi assembramenti ma un ordinato, cosciente come che deve essere. Il periodo è quello che è, di conseguenza sono fortunata che portando le spese a domicilio mi salvo con quel sistema là, ma come il resto. Ora di pausa pranzo, in centro Liston semivuoto stranamente, coda davanti al supermercato. Sedie impilate rigorosamente una sull'altra, serrande abbassate, nessun tavolino. La tradizionale ora dello spritz spenta a Padova, anche nei locali più celebri, chiusi come i tanti negozi che affollano le vie della città. Ero anche curiosa di vedere i negozi aperti, i negozi chiusi, le attività come erano. È abbastanza impressionante comunque vedere fuori tutto in diversi posti o negozi che prima erano aperti. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Parliamo ora di test sierologici e di anticorpi neutralizzati. Abbiamo sentito il virologo Giorgio Palù. Ci sono gli stessi studi pro SARS e con la MERS che dimostrano che questi anticorpi perdurano per più di 3 anni e proteggono dall'infezione sperimentale nell'animale. E ci sono studi con questo SARS-CoV-2, il nuovo coronavirus, che dimostrano che questi anticorpi nella maggior parte dei casi sono neutralizzanti. Immaginate un esercito formato da linfociti da una parte e da anticorpi dall'altra, a cui di volta in volta a contatto con un nuovo agente patogeno si aggiungono nuove truppe. Le loro tracce sono evidenti nel sangue. Se i tamponi hanno una sensibilità in generale del 70%, afferma il virologo Giorgio Palù, l'altro strumento di diagnosi straordinario è proprio quello dei test sierologici. Basta effettuarli soltanto una volta. Se sono positivi significa che il soggetto ha incontrato il virus. I test sierologici hanno un valore di diagnosi, possono assistere la diagnosi diretta che è quella del tampone, anche un altro valore che è quello epidemiologico. Ci servono a dire con precisione quante persone sono venute in contatto con il virus. Il test sierologico ha un altro valore importante perché misura anche da quanto il soggetto è entrato in contatto con il virus, riuscendo a riconoscere anche le classi degli anticorpi trovati nel sangue. Sono le IgM, le prime che si formano dopo 4-5 giorni, le IgG che si formano dopo 7, 15 o 20 giorni, oppure le IgA, che sono immunoglobuline secretori che si trovano nelle secrezioni, che in questo caso sono molto importanti per questo virus, perché le potremmo rintracciare, e alcuni studi americani e cinesi lo dimostrano già, sono quelle che si alzano molto prima e se noi le cercassimo nelle secrezioni le troveremo. Dove, come e quando si manifesta l'infezione, i test sierologici possono tracciare una vera e propria mappa del virus. Ecco perché, come cura, tra le altre, anche l'Italia sta utilizzando il plasma di persone convalescenti, una nuova possibile frontiera contro il coronavirus. Con risultati che ovviamente non saranno sicuramente probanti finché non abbiamo uno studio controllato, ma ci dimostrano che sono efficaci. Quindi vuol dire che quando si formano questi anticorpi sono protettivi.
Passiamo ora alla cronaca. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato le cantine Valdo a Valdobbiadene. Siamo in località Saccol. Sentiamo. Ricordo che è stata la prima azienda, la prima cantina, la prima azienda in generale a chiamarmi appena iniziata l'emergenza Covid-19, proprio perché era uscita la notizia che la protezione civile, la regione e i volontari di protezione civile sarebbero intervenuti all'indomani, era un sabato mattina, per lavorare per ripristinare e mettere a disposizione il Guicciardini, l'ex ospedale, in caso di necessità Covid. Una delle cantine storiche di Valdobbiadene, la Valdo Spumanti, è una delle più importanti sul territorio, ma anche un'azienda che ha sempre contribuito alla salute della comunità in cui è inserita. Una delle prime a sostenere la protezione civile al lavoro per rimettere in piedi l'ex Guicciardini. Le prime parole, con l'augurio di una pronta ripartenza, arrivano dal sindaco Luciano Fregonese, che è arrivato sul posto qui in località Saccol poco dopo aver appreso la notizia dell'incendio. Quando sono arrivato sul posto, i vigili del fuoco erano già intervenuti di fatto domando l'incendio e stavano facendo le operazioni di bonifica. Ho visto, mi pare, 4 squadre di vigili del fuoco che evidentemente sono intervenuti con grande velocità rispetto alla segnalazione e quindi sono riusciti a contenere i danni. Un dipendente leggermente intossicato è stato soccorso dai sanitari del 118. 4 squadre dei vigili del fuoco sul posto, da Treviso, Vittorio Veneto, Montebelluna e Conegliano. Hanno domato il rogo evitando che si propagasse anche all'interno del magazzino, che fortunatamente non è stato intaccato. Le prime scintille sulla guaina del tetto, dove erano in corso lavori di manutenzione poco prima delle 12. L'incendio è stato spento, ma la coltre di fumo si è alzata in tutta la vallata. Appunto, mi sono confrontato con i vigili del fuoco che avevano comunque, presumo, preallertato e avvisato anche l'ARPAV. Non ho avuto indicazioni sulla necessità di provvedere con particolari ordinanze, anche grazie proprio al fatto dell'intervento immediato che ha sedato anche il fumo. Nelle prossime ore il sindaco sentirà l'ARPAV, ma con tutta probabilità la cantina potrà riprendere l'attività già da domani mattina. Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. La Guardia di Finanza di Vicenza smaschera 9 nuclei familiari, c'era chi aveva aperto anche un bar. I furbetti del reddito di cittadinanza, quelli che indebitamente percepiscono un reddito agevolato dall'INPS. A spulciare nel comparto delle prestazioni sociali erogate a sostegno delle fasce deboli della collettività ci ha pensato la Guardia di Finanza di Vicenza, che ha smascherato 9 nuclei familiari che in maniera fraudolenta, con dichiarazioni sostitutive uniche e non veritiere, hanno appunto percepito il reddito di cittadinanza complessivamente per 50.000 euro. In generale erano delle informazioni o delle falsità riguardanti la propria posizione reddituale, patrimoniale propria o del proprio nucleo familiare. I controlli eseguiti hanno riguardato percettori di reddito di cittadinanza di soggetti, uomini, donne e nuclei familiari tra Vicenza, Altavilla Vicentina, Montebello Vicentino, Recoaro Terme, Schio, Poiana Maggiore, Lonigo e Asiago. Un soggetto, dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza, aveva avviato un'attività di bar senza comunicare la variazione, e un altro caso invece era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. In un altro caso il percettore aveva nascosto di aver percepito emolumenti da lavoro dipendente e di avere la rappresentanza legale di 6 società di capitali. Tutti sono stati segnalati alla Procura e all'INPS. Animali in libertà ai tempi del coronavirus. Vediamo insieme questo video girato in zona Sacra Famiglia a Padova. L'emergenza coronavirus ha letteralmente spopolato le strade. Di questo devono essersene accorti anche gli animali, che in molti casi stanno riprendendo spazi che fino a poco fa non avrebbero osato avvicinare. Dopo il fenicottero rosa che attraversa la strada in Sardegna e i cinghiali che scorazzano per Nervi in Liguria, a Padova è arrivato un cerbiatto. Il video, postato su un social network, che riprende l'animale mentre fugge in via Montepertica alla Sacra Famiglia, ha fatto il giro della rete. Qualcuno suggerisce che la bestia era già stata vista a Veggiano qualche giorno fa.
Dove sia fuggito per ora non si sa. Restiamo anche noi in attesa di rivederlo a Padova. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. La perturbazione giunta qualche ora fa causerà ancora maltempo sul nostro territorio, anche con un ulteriore lieve calo termico. Il dettaglio di mercoledì 29 aprile. Sul Veneto avremo occasionali acquazzoni a carattere sparso e discontinui nelle zone montane, ma possibili anche sulle pianure, localmente anche di moderata intensità. Saranno comunque alternati a qualche pausa maggiormente asciutta e soleggiata. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, valori massimi tra 15 e 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo infatti una spiccata instabilità con piogge diffuse un po' ovunque sul territorio regionale e migliorerà comunque entro la notte. Temperature minime fino a 13 gradi, massime tra i 18 e i 21 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove non cambia di molto la situazione, anche qui rovesci e temporali ovunque, non mancherà qualche schiarita maggiormente soleggiata. Temperature minime sui 9-11 gradi all'incirca, valori massimi fino a 18 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.